Anastasi, Giuseppe Cangemi, ancora un equipaggio su una Renault New Clio R3, la loro scuderia è il Team del Mago. Buonasera ragazzi, ben arrivati, siamo pronti? Sì, diciamo di sì, per questa nuova avventura, questa nuova stagione. Speriamo tutto vada bene, quest'anno proveremo questa Michelin su questa nuova macchina, in partecipazione al CVRC. Quindi ci avete dato già delle ottime anticipazioni, anche una partecipazione al tricolore oltre che al trofeo Rally Sicilia. Allora che sia un grandissimo inizio, grazie a Anastasi e Cangemi, l'equipaggio del Team del Mago sulla Renault New Clio R3. Numero 9, transitato adesso dalla pedana di partenza, noi rimaniamo... Cangemi, primi di gruppo, primi di classe. Adesso andremo naturalmente molto spediti con le interviste, stanchi ma felici. La classe è tua. Ce l'abbiamo fatta, oggi è stata una gara durissima e tiratissima per l'assoluta. Oggi avevamo il compito di testare la macchina e le gomme, è andato tutto bene, complimenti ai nostri avversari, a quelli che sono arrivati avanti e purtroppo anche quelli che si sono ritirati. L'organizzazione della gara è stata bellissima, il tempo ha tenuto, il pubblico spero lo abbiamo fatto divertire e allora l'anno prossimo. Perfetto, e allora io ringrazierei Andrea, ricordiamo ancora quinti assoluti nella classifica generale, primi di classe, primi di gruppo. Lo stai rimproverando o lo stai complimentando? Lo sta complimentando, secondo me li merita tutti. Perfetto, e allora l'applauso alla vettura numero 9, Anastasi Andrea con Giuseppe Cangemi. Ricordo ancora primi di classe, quinti assoluti a questo secondo rally Cefalù Corse, giusto il tempo di lasciare il podio e poi